-3 alla Super Bowl, altra grande esclusiva di Rai Sport. Il nostro inviato a Miami, Valerio Iafrate, passa al microscopio le due finaliste, ovvero sia Indianapolis Colts e i New Orleans Saints. Colts a caccia del quarto titolo, sotto la guida del loro grande quarterback, Peyton Manning. Vediamo. Super Bowl. Il football, più di ogni altro sport americano, è affare di famiglia, nel senso pieno del termine. Basta dare un'occhiata anche superficiale alle rose delle squadre per trovare cognomi identici e parentele assortite. La famiglia Manning in questo senso è da primato. Quello di Miami sarà il terzo Super Bowl negli ultimi 4 anni nel quale appare il loro cognome. Peyton, il simbolo degli Indianapolis Colts, è al suo secondo dopo aver trionfato in quello del 2007. Il fratello minore, Eli, guidò invece i New York Giants alla vittoria del 2008. Il padre, Archie, il Super Bowl non lo ha mai giocato, pur essendo riconosciuto come uno dei più grandi quarterback della storia. E quest'anno, in un incredibile incrocio del destino, tiferà per il figlio maggiore contro New Orleans, la squadra della sua città, dove ha giocato per 5 anni, diventandone eroe assoluto ancora oggi e dove ha scelto di vivere. È dura da credere, ma viviamo a New Orleans da 39 anni. È lì che abbiamo scelto di vivere e crescere i nostri figli. New Orleans è la città natale di entrambi i figli che quando accompagnavano il papà agli allenamenti erano affidati ai responsabili delle attrezzature che sono rimasti gli stessi di oggi. Domenica Peyton dovrà districare l'ennesimo, bellissimo, groviglio di emozioni. Le due persone che si occupavano di noi erano Dan Simmons, detto Chief, e Silky Powell, i responsabili dell'attrezzatura. Hanno ancora lo stesso compito dei Saints ed è un aspetto positivo molto particolare, qualcosa di speciale essere qui al Super Bowl e sapere che ci sono anche loro.